parlava pure del male che vedeva. Ma lo sapete che gli avete promesso una poesia? E vi sbagliate, mi accusate ingiustamente, perché io la poesia me l'ho scritta. Ah sì, e facendo così? E datemi prima la zeppola. Accorto però, capo fa male. Mi fa più male se so che siete arrabbiata con me. Senti. Donna Maria Speranzella, quando è pasta cresciuto in noi, Donna Maria Speranzella, che bellezza di un naso, che cadere a pulire, che la rotta è bambinella e che incontri che la faccia che sa ricco da borraccia. Questa femmina cianciosa ti parla qualunque, cosciutella diventasse, rindocio come un cane, ma per una sistemanella, come una sindadiella, Donna Maria Speranzella. Ma come bravo pastore! Portasse a teatro con mentrici del poesino Manazzoro. Don Gennaro è proprio un bravo, scrive poesia a 2 minuti della parola facile. Ha scritto poesie veramente belle. Per carità, signore mie, le mie poesie sono dettate dal cuore. Ma so bene! Bene! E detto da voi, perché sicuramente che la legge mi dice una cosa ci pensate dove voi. È sparito un professore! Sei che da una scuola unità, sacrestia! È spiritoso, professore! E adesso vi saluto, mi ritiro. Ma non c'è. Stamattina per il dico si sentiva un bello odore, ma che avete qui? Ha già fatto questo il cavolo show. La prossima volta faremo che rosa, non la semplice. Lo preferisci? Mia parte, una volta a scuola faccio passare una placiore italiana, guai, uogli e spadetti, e non faccio spendere un po'. La squisitezza, in questo tipo non di pasta si mangia in modo diverso e buono. Sulla casa mia c'ho amare Dio, ho mangiato cose buone. Non ve la prendete, mogliettina che io spezzo, dai. Io ho capito, quando ci vedono una presenza vostra, lo mangiano 3, mangiano 4. Mi prendo in parola. Adesso vado perché si è fatto fare. Che fai? Vieni con me? No, sono qua, vai. Buonasera.